poi voglio sentire Ciambetti e in particolare Forgione. Prego, velocemente. Allora, se riusciamo a dare una risposta giusta, innanzitutto... Dipende da quello che ti esce dalla bocca. È semplicissimo, dai, questo non è un referendum per l'indipendenza, è un referendum per l'autonomia, prima cosa. In secondo luogo, e vorrei fare un endorsement nei vostri confronti, allora, noi non abbiamo nulla, assolutamente nulla contro i siculi, contro i sardi, contro i campani, assolutamente. Il problema non è la popolazione, il problema è la politica che ha gestito i vostri territori. Voi vi ritrovate di fronte a delle situazioni politiche con persone che sono anche in studio, che hanno sperperato i vostri soldi e i nostri soldi. Questo è un referendum per l'autonomia e quando capirete che la questione meridionale non è diversa dalla questione settentrionale, dalla questione del Veneto, quando capirete questo, probabilmente anche voi capirete che vale la pena secedere da questa Italia. Ma in ogni volete la secessione? No, in questo momento stiamo parlando di autonomia. L'autonomia è un'autonomia che ci darà la possibilità, forse, di avere maggiori risorse. E ricordiamoci che, nel momento in cui voi e la vostra politica non avranno quelle risorse per creare l'assistenzialismo, che è quello che vi sta fregando, probabilmente potrete fare l'impresa e l'impresa rende liberi. Questo è il concetto di base. Ho capito. Forgione.